Treni sempre più in ritardo, vagoni fatiscenti, mezzi sempre più affollati. Continua la protesta dei pendolari contro l'orario cadenzato e i mancanti adeguamenti di Trenitalia sulle linee Padova-Calalzo, Venezia-Portogruaro, Venezia-Belluno e Mestre-Castelfranco-Bassano. La guerra dei pendolari è arrivata al secondo atto. Dopo la riunione di Mestre ora è la volta di Vittorio Veneto, 15 comitati che si sono incontrati nel Trevigiano per discutere di ciò che sta accadendo ai viaggiatori e lanciare un appello alla politica. I soldi non mancano. Io ho bisogno di un interlocutore politico che si sieda al tavolo dicendo: non è un problema di soldi, adesso discutiamo del merito. Durante l'incontro i comitati hanno prodotto 2 documenti da presentare alla Regione, in cui ogni linea presenta le proprie problematiche. Tutta la periferia del Veneto è in situazioni disastrose per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma. Le linee venete ogni giorno accolgono migliaia di viaggiatori che devono subire disagi continui. Significa alzarsi molto presto alla mattina e non avere alcune volte la certezza di poter tornare a casa. È quello che succede purtroppo molte volte nel veneziano, quello che succede molte volte qui nel trevigiano al confine con il bellunese, ed è una cosa molto brutta il fatto di non poter essere sicuri di trovare un treno, l'ultimo treno che ti porterà a casa. Secondo i comitati la strada da percorrere è quella di rivedere il trasporto in Veneto, stabilirne le priorità e finanziare nuovi progetti che tengano conto anche della periferia della regione. Innanzitutto chiediamo investimenti economici da parte della Regione nel settore ferroviario, quindi nell'incremento dei servizi su rotaia.